Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Sono 11 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Gianluca Maniscalco. Il 32enne è deceduto in ospedale dopo un ricovero. Secondo i familiari non sarebbe stato curato adeguatamente. L'autopsia è stata eseguita in compresenza dei legali, della famiglia e di quelli dei medici indagati. Un operaio di 45 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Palermo. L'uomo originario di Carini è stato ricoverato in ospedale a Villa Sofia con prognosi riservata. L'operaio stava lavorando alla realizzazione di un supermercato Lidl in via Rosario Nicoletti. Mentre si trovava in cantiere, una inferriata gli è finita di sopra e ha riportato diverse fratture. In un centro d'accoglienza per migranti di Grotte in provincia di Agrigento, un tunisino di 18 anni è stato colpito al bicipite del braccio sinistro da un sedicenne con un forchettone da cucina. La vittima è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove i medici lo hanno dovuto sottoporre a un intervento chirurgico e dove la prognosi è stata sciolta in 30 giorni, salvo complicazioni. I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato 2 soggetti per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Nel corso del servizio i militari hanno perquisito il domicilio dei due, scovando 158,8 grammi di marijuana e 3,7 grammi di hashish, contenuti in vari barattoli in vetro e plastica nascosti all'interno della dispensa della cucina. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.